Dunque, intanto, siccome l'ultima volta che sono venuto, adesso poi facciamo un patto tra di noi per questa serata qui, ma l'ultima volta che sono venuto a Olbia, alla fine della conferenza, proprio alla fine, quando eravamo fuori di tutto, c'è stato un teologo che si è avvicinato e mi ha detto: io sono un teologo e volevo dirle che lei ha detto solo cazzate, e se n'è andato. Quindi vorrei chiedere una cosa: se c'è un teologo, me lo dica durante la conferenza, che così ne parliamo, perché non mi ha dato la possibilità di vabbè. Quindi se c'è qualcuno me lo dica durante, così almeno ne parliamo e vediamo dove stanno le cazzate, insomma, no? Perché altrimenti poi allora il patto che facciamo è questo qui: se durante la conferenza voi vi accorgete che io ho la tentazione di darvi delle traduzioni mie a fronte delle traduzioni classiche, mi fermate, va bene? Cioè alzate la mano, ma veramente non è un scherzo, alzate la mano e mi dite: no, fermati Mauro, perché ci stai dicendo che secondo te va tradotto così invece che cos'ha. Perché se entriamo in questo meccanismo non ne usciamo più, nel senso che finiamo di perdere di vista la luna per discutere sul dito. Sapete, no? Si dice, quando c'è qualcuno che indica la luna, molti guardano il dito. No, bisogna guardare la luna, non il dito. E se entriamo nel merito di discussioni su singoli termini, non solo guardiamo il dito, ma andiamo ancora più indietro, guardiamo il polso, il gomito, la spalla. Invece no, dobbiamo avere ben presente la luna. E quindi fermatemi per cortesia, in modo che sgomberiamo il campo da questo tipo di discussioni che poi non portano assolutamente a nulla. Vi faccio un esempio di che cosa significa discutere del dito piuttosto che della luna. Ci sono dei forum dove parlano degli esegeti ebrei, no? Per esempio in uno di questi c'è scritto, uno tra l'altro dei più importanti, no? C'è scritto chiaramente che loro, cioè gli ebrei, sanno da sempre attraverso il Talmud che i cherubini erano degli oggetti meccanici. Poi se abbiamo tempo ne parliamo, no? Quindi non erano gli angeli che poi si sono stati raccontati, eccetera. Bene. Dice però, a differenza di ciò che dice Biglino, questa tecnologia che è descritta nella Bibbia deriva dalla società antidiluviana. E allora si dice: ah, quindi vedi che Mauro non ha ragione perché arriva da una società antidiluviana. No, momento. Fermiamoci a guardare la luna. I cherubini sono oggetti meccanici. Dopodiché di lì in avanti possiamo discutere da dove arriva quella tecnologia, ma se ci mettiamo a discutere da dove arriva quella tecnologia finiamo per perdere invece di vista l'oggetto vero. Smettiamola di raccontare che i cherubini erano angeli, ok? Poi di lì in avanti discutiamo, perché è tutto affascinante, tutto molto curioso, vale la pena, ma non perdiamo di vista la luna. La luna è: i cherubini erano dei robot, punto. Poi di lì in avanti andiamo avanti per decenni a discutere, ma non ha più importanza. Questo intendo dire: distinguere bene tra il guardare la luna e il guardare il dito. E quando si guarda il dito si perde un sacco di tempo. Allora evitiamo, quindi, onde evitare discussioni su singoli termini, voi mi fermate. Tanto non c'è bisogno neanche di traduzioni particolari. Allora, siccome siamo nell'Occidente cristiano, il cristianesimo è una religione, una delle tante che esistono, sono alcune centinaia che esistono nel mondo. Ognuno dei fedeli di ogni religione si sente dire che ha avuto la fortuna di essere nato in quella giusta, perché ognuno ha quella giusta. Già questo dovrebbe farci pensare un pochettino, no? Che noi abbiamo la possibilità di salvezza in funzione del luogo in cui siamo nati. Poi lo vedremo anche all'interno della religione cristiana, quante siano quelle giuste. Ma questa religione è basata su un insieme di testi che noi conosciamo come Antico Testamento, di cui in sostanza non sappiamo nulla. Cioè non sappiamo chi li ha scritti, non sappiamo quando sono stati scritti in origine, non sappiamo come fossero letti in origine,
L'unica certezza che abbiamo, e questa è dichiarata per iscritto dai biblisti israeliani, quindi non da, come dire, alternativi antisemiti, no, dai biblisti israeliani, che docenti nelle università giudaiche di Gerusalemme e di Tel Aviv, l'unica certezza che abbiamo è che la Bibbia che leggiamo noi oggi, spero che questa mostra se ne vada prima della fine della conferenza, l'unica certezza che abbiamo è che la Bibbia che leggiamo noi oggi non è quella scritta in origine, perché ogni volta che la riscrivevano o la copiavano o sotto dettatura la cambiavano, e l'hanno cambiata continuamente. Quindi noi stiamo parlando di un testo che nei secoli è variato continuamente, e tutto questo è assolutamente normale, vale per tutti i testi antichi. Il problema nasce nel momento in cui da questo testo si pretende di ricavare delle verità assolute, perché fino a quel momento lì non è un problema. Ripeto, vale per tutti i testi scritti dall'umanità nel corso della sua storia, e nessuno si stupisce. Il problema appunto nasce nel momento in cui quel testo è quello che contiene la verità. Quale delle tante verità che sono indicate? Quindi è un testo un insieme di testi di cui non sappiamo nulla. Ripeto, non c'è una riga nella quale possiamo dire siamo certi che l'ha scritta quello lì, ma neppure per i Vangeli, attenzione, non soltanto per l'Antico Testamento. Cioè non è che i Vangeli li hanno scritti Marco, Matteo, Luca e Giovanni, queste sono le attribuzioni della tradizione, ma chi li abbia scritti non lo sappiamo. Nei Vangeli abbiamo migliaia di codici, non ce ne sono due uguali. Poi sono stati scelti quelli, e noi dobbiamo credere veri quelli, ok? Ma perché sono stati scelti quelli? Ma potevano sceglierne altri. Sono stati scelti quelli per dei motivi, bisognerebbe fare la storia del cristianesimo, che non facciamo. Allora, quindi non sappiamo nulla. Viene predicata questa religione sulla base di quel testo da una struttura, papa, cardinali, vescovi, sacerdoti, catechisti, che nel 90% di più, ma insomma diciamo nel 90% siamo fuori, nel 90% dei casi non conosce la lingua nella quale quel testo è stato scritto. Quindi la predica sulla base di traduzioni. Ora sono 6 anni, cioè da quando nel 2010 ho cominciato appunto a raccontare, che mi dicono: ah, ma tu lo sai che tu parli appunto di traduzioni, e lo sai che ogni traduzione è un tradimento, quindi tu stai dicendo le tue cose sulla base di un tradimento. Bene, se questa è una regola, non vale solo per me, vale anche per loro. Se ogni traduzione è un tradimento, anche loro predicano sulla base di tradimenti. E adesso, tra breve, tra poco, non so da quanto, dipende da quando mi viene in testa, vediamo come queste cose cambino e quali siano i tradimenti sulla base dei quali loro ci predicano le verità assolute. Diciamo appunto nel 90% dei casi. Poi nel mondo ci sono 1 miliardo e 200 milioni più o meno, insomma, di cristiani, anche qui essere buoni. 1 miliardo e 100 milioni di cristiani crede ciecamente in ciò che c'è scritto in quel libro, di cui non si sa nulla, che viene predicato da chi non conosce la lingua nella quale è stato scritto, e lui che ci crede non lo ha mai letto. È vero o non è vero? Questo è il cristianesimo. Se invece del cristianesimo noi stessimo parlando di una setta di 300 persone che ha un guru che predica sulla base di un libro di cui non si sa nulla, questo guru ha 10-15 ministri che gli danno una mano nel diffondere le sue verità, 10-15 ministri che non conoscono la lingua nella quale quel libro è stato scritto, e poi ha 270-280 fedeli che credono ciecamente a ciò che dicono questi qui senza avere mai letto quel libro. Cosa diremmo di quella setta? Ecco, tutto ciò che diremmo di quella setta diciamolo pure del cristianesimo, non c'è da cambiare una parola. Questo è un dato di fatto, non c'entra come traduzione. Ciao, scusate, scusate, ma qui ho visto amici da parecchi anni, amici cari, e quindi questo è il cristianesimo.
di qui non si scappa, di qui non si scappa. Su quella setta magari faremo addirittura intervenire, chissà, no? Perché dice, ma lì c'è abuso della credulità popolare, c'è convenzione di incapace. Fate quel che volete, ma ciò che diremo di quella setta lo possiamo dire del cristianesimo. Perché è così. Senza mettermi al suo livello, ovviamente, ma è soltanto per fare un giochino, un esempio. Io e il Papa abbiamo in relazione alla Bibbia una grande fortuna, tutti e due. La mia fortuna è che dico cose talmente incredibili che tutto ciò che io dico viene sottoposto a verifica, per fortuna. Cioè, quando io vi dico nella Bibbia c'è scritto questo, io per primo vi dico, per cortesia andate a vedere nella Bibbia. Il Papa ha la fortuna opposta, che tutto ciò che dice non viene messo sotto inchiesta. Perché? Perché se lo dice lui è vero. E invece se lo dico io è falso. Quindi è falso, andiamo a verificare. Di là è vero, quindi non andiamo a verificare. Questo è un altro dato di fatto, ma io sono contento di questo. Perché quando la gente va a verificare le cose che dico, vede che ci sono. Quindi questo gioca a mio favore. Proprio gioca a mio favore. Gioca a mio favore anche in termini di pubblicazioni. Mi diceva prima Marina che siccome il primo libro Mondadori, la Bibbia non parla di Dio, che dopo 8-9 ristampe, non mi ricordo quali sono le loro caratteristiche, insomma è passato nella collana dei best seller dove costano di meno, ma anche lì è già di nuovo in ristampa, tant'è che non c'è, perché insomma la gente evidentemente è contenta, ne parla e poi va a verificare e vede che le cose che dico lì ci sono, e quindi questa per me è una enorme fortuna, anche perché io non potrei permettermi di dire cose che non ci sono, perché andrei massacrando già molto di più di quello che si tenta di fare. Quindi comunque per questo vi dico, allora leggete i libri dei teologi, se avete voglia, e chi ha voglia che legge qualcuno dei miei, fatelo sempre con una Bibbia a fianco, con una Bibbia a fianco, perché altrimenti si corre il rischio, che non è un rischio ma che è la realtà che dura da secoli, di ascoltare le spiegazioni su un testo che non si conosce, e questo è sbagliato di per sé. Cioè sarebbe sbagliato anche con Pinocchio. No, sapete che Pinocchio è oggetto di un sacco di chiavi di lettura, no? Da quella pedagogica a quella esoterica, a quella religiosa, a quella eccetera. E uno, come potrebbe uno leggere un libro che spiega Pinocchio senza aver letto Pinocchio? Sarebbe un assurdo, no? Non lo dice l'insegnante. Prima leggete Pinocchio, poi leggete, oppure almeno in contemporanea. Ecco, la Bibbia, poi da Pinocchio non dipende la nostra eternità, dalla Bibbia sì, teoricamente, non è vero, ma insomma, facciamo finta. Ma se uno fa finta che da quel libro dipenda l'eternità, bisogna andarlo a verificare, perché altrimenti si vive all'interno di quel sistema di fede che è proprio credo in ciò che non conosco, credo in ciò che non vedo, però con un sottilissimo presupposto, che il fedele dice credo in ciò che non vedo, credo in ciò che non conosco, però chi me ne parla lo conosce. No. Se il Papa ha fede, io penso che abbia fede, anche lui crede in ciò che non conosce, perché il Papa, come tutti gli altri, non sa nulla di Dio, perché nessuno sa nulla di Dio, nessuno. Tant'è che di Dio si dice qualunque cosa, si dice tutto e il contrario di tutto. Dio è una elaborazione teologica. Non dico che non esiste, perché io non lo so se esiste o no, non lo so e non ne parlo mai, ma dico solo che anche quelli che ne parlano ci raccontano le loro idee su Dio, non che cos'è Dio, perché che cos'è Dio non lo sa nessuno, non è un oggetto di studio che abbiamo lì su una scrivania. Ma se voi leggete i libri del teologo Armin Kreiner, che insegna teologia fondamentale alla facoltà cattolica dell'Università di Magonza, lui lo scrive nei suoi libri, dice se il principio è che se una cosa non ce l'abbiamo come oggetto di studio dobbiamo smettere di parlarne, e lui dice allora smettiamo subito di parlare di Dio, perché tanto nessuno sa nulla. Lo dice un teologo. Il Papa 2 settimane fa era a Tbilisi in Georgia. Io stavo viaggiando per andare a Cremona, alla conferenza di Cremona. Tra l'altro giovedì sera ho parlato a Bassano del Grappa, quindi dalle Alpi ai Nuraghi, 36 ore.
stavo andando a Cremona alle 17:30, sentivo radio, dopo aver sentito un po' di Radio Maria, che non mi nego mai, un'ora 20 minuti, non, ve lo giuro, non me li nego mai perché è troppo bello. Stimolante. Sì, fantastico. No, perché dico, se qualcuno accusa me di inventare, quando ascolto quelli dico, allora se la mia invenzione vale 1000, quella lì vale 300.000, perché proprio parlano come se la Bibbia non esistesse, ma va bene così. Invece qui eravamo sul giornale radio, Rai 2, e parlavano del Papa appunto in Georgia, e hanno mandato 2 affermazioni del Papa, quindi non sono riportate dal giornalista, proprio la sua voce, ha detto quindi il Papa ha detto alcune cose, ne ha fatte sentire tu. Stanno parlando del divorzio e dice, e ha detto, quindi lo potete scaricare anche dal podcast, lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte. Sono assolutamente d'accordo. I teologi si devono occupare di teologia, cioè dell'idea di Dio che loro hanno elaborato, delle caratteristiche, degli attributi che loro hanno elaborato per quell'idea di Dio, e su questo discutano per secoli. Quindi i teologi si occupino di teologia, non di Bibbia, perché la Bibbia con la teologia non ha niente a che vedere, ma proprio zero. Questa è una delle poche certezze che ho sulla Bibbia. E quindi quando ho sentito il Papa dire quello ho detto fantastico, molto bene. E poi dicevo appunto che io ho la fortuna che tutto viene verificato, e visto che siamo col Papa, il Papa, sapete, ha scritto un libro che si intitola Il nome di Dio è amore, e tutta la predicazione è basata sul fatto che Dio è amore. Ora, io non metto in discussione il fatto che teoricamente Dio possa essere amore, basta che non mi si dica che quel Dio di amore è quello della Bibbia, e allora lì non ci sto più, perché nell'Antico Testamento di amore non c'è niente. Semmai quello dell'Antico Testamento dovrebbe essere messo sotto processo per crimini contro l'umanità. Ma questa è una cosa che io ho chiesto veramente, cioè non è una battuta, nel senso che ho fornito i dati, nel senso che a lui si potrebbero applicare gli stessi principi giuridici che sono stati utilizzati per il processo di Norimberga contro i gerarchi nazisti. Gli stessi. E vi dico che ci sono degli avvocati che si stanno occupando di studiare questo aspetto del foro di Torino. Vedete. Se per caso questa cosa qui dovesse andare avanti, quelli che lo appoggiano e che lo difendono, qualora lui venisse condannato, potrebbero essere citati in giudizio per apologia di reato, con gli stessi principi giuridici applicati al processo di Norimberga. Questo varrebbe per gli ebrei, per l'Islam, tutti quelli che derivano dalla stessa vita. Lo so che la sparo grossa, però. Allora, dicevo che appunto il Papa, intendo dire da lui in giù, lui come massimo rappresentante, ovviamente non viene verificato perché, siccome lo dicono loro, è vero. Allora, il nome di Dio è misericordia. Perché? Perché l'amore di Dio è eterno. Questa roba qui è scritta nella Bibbia, che l'amore di quello lì è eterno. Eterno no, poi vediamo perché, ma insomma è per sempre, facciamo finta che sia eterno. Ok. L'amore di Dio, per esempio, c'è un salmo dove questa roba qui è ripetuta un sacco di volte, 20-25 volte, forse anche di più. Perché eterno il suo amore, perché eterno il suo amore. E questo viene citato sempre. E vi dicono c'è scritto nella Bibbia, è vero. Egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti perché è eterno il suo amore. Fece uscire Israele di mezzo a loro perché è eterno il suo amore. Divise il mare perché è eterno il suo amore. Fece passare in mezzo ad esso Israele perché è eterno il suo amore. Travolse il faraone e il suo esercito perché è eterno il suo amore. Colpì grandi re perché è eterno il suo amore. Uccise re potenti perché è eterno il suo amore. E poi c'è tutto l'elenco dei re che lui ha ucciso perché è eterno il suo amore. Allora, se voi leggete i Salmi, se avrete voglia di leggere la Bibbia e leggerete i Salmi, vedrete che i Salmi sono dei feroci canti di guerra, non preghiere.
sono canti di guerra di un popolo che inneggia al suo comandante, perché il suo comandante stermina i suoi nemici e dà al suo popolo i territori di quei nemici. Leggeteli i salmi, per cortesia, leggeteli. E quando ve li citano, leggeteli. Sapete, l'amore di Dio è eterno. Poi vedremo le traduzioni che stanno cambiando. L'amore di Dio è eterno. E quindi beato è colui che condivide questo amore, che vive nella sfera di questo amore. Siamo sempre qui, Figlia di Babilonia, votata alla distruzione. Beato chi ti ricambierà quanto tu hai fatto a noi. Beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la roccia. Leggeteli i salmi, per cortesia. Se volete farvi un favore, leggeteli. E capirete che non sono quella roba che viene usata, preso versetto per versetto, staccato dal resto, per dirci l'amore di Dio. Il Signore è il mio pastore. Leggetelo fino alla fine. Tu prepari una mensa a noi contro i nostri nemici. Il Signore è il pastore di quelli lì, non dell'umanità. Per questo vi dico, non credete una parola di quello che vi dico, andate a leggerli per cortesia. Se volete farvi un favore, tanto per me la vita non cambia. Però magari voi vi rendete conto di che cosa c'è scritto nella Bibbia. D'altra parte, nella Bibbia c'è scritto che lui è un Ish Milchama. Ish vuol dire individuo maschio, cioè lui è un uomo di guerra, e lo trovate tradotto così nelle Bibbie che avete in casa. È scritto così ed è tradotto così. Lui è un uomo di guerra, ha fatto solo quello. Solo quello. Guerra a favore dei suoi contro gli altri. Uno di quelli che scrivono tutte le settimane contro di me dice: beh, ma è ovvio, no? Che Ish Milchama è una metafora. Ed è una metafora, dice, scrive testualmente così: viene definito uomo di guerra per indicare che questo Dio di amore ha sotto controllo tutto. Quindi, per indicare che questo Dio di amore ha sotto controllo tutto, gli autori biblici hanno scritto, dipende dal formato, 800, 900, 1000 pagine di guerre, stermini, genocidi, femminicidi, infanticidi selettivi, tutto come allegoria per dire che lui è buonissimo. Ma non facevano prima scrivere 800 pagine di amore? Chiedo. Come si fa a scrivere 800 pagine di violenza per dire che in realtà lui è tutto? Sarebbe come dire, no, Gandhi era un pacifista, e quindi cosa scriviamo? Scriviamo che lui ordinava regolarmente di ammazzare tutti gli inglesi che si incontravano. Perché? Ma è una metafora. Ma come una metafora? Se lui ordina di amare, non è che dice sterminateli tutti perché lì ci dobbiamo mettere noi. Cioè, o questi erano tutti gli autori, perché gli autori sono centinaia nella Bibbia, che non sappiamo chi sono, erano tutti malati di mente, hanno scritto nei secoli, quindi neanche assieme, quindi non hanno potuto neanche mettersi d'accordo gli uni con gli altri, e tutti in combinazione, appunto, per parlare di amore non facevano altro che parlare di guerra e inneggiare alla guerra. Beato chi sfracella i tuoi piccoli sulla roccia. Ma io vi ho letto due cosette, se volete andiamo avanti, però parliamo anche d'altro. Questo per dire appunto che vale la pena di leggerla la Bibbia per capire che cosa effettivamente c'è scritto, perché altrimenti rimaniamo soltanto alle spiegazioni e rimaniamo appunto al discorso delle traduzioni. E a proposito di traduzioni, adesso ve ne do una che è freschissima, che sta per uscire ed è, fra virgolette, non contestabile, perché è una traduzione che uscirà nelle Bibbie tedesche nel 2017, curata dalla Conferenza Episcopale Tedesca, quindi ufficiale. Questa traduzione, cambieranno molto in quelle Bibbie lì che sono nel 2017, ma questa è eclatante perché finalmente dicono ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento, in quel versetto lì che adesso vi dico, perché fino ad ora appunto chiunque avesse detto qualcosa in contrario, no, sarebbe stato tacciato di essere uno che si inventa le traduzioni.
Allora tutti, anche chi non ha letto la Bibbia, sicuramente ha in mente questo versetto. La Vergine concepirà e partorirà un figlio, che è il versetto messianico per eccellenza. Cioè per i cristiani questa è la prova che nell'Antico Testamento, Isaia capitolo 7, era stata profetizzata la nascita di Gesù. Bene, nella Bibbia che uscirà nel 2017 ci sarà scritto: la giovane donna ha concepito e sta per partorire. Cioè scompare il futuro. Ma non è che scompare perché hanno deciso di toglierlo, è che non c'è mai stato. Non c'è mai stato nell'antico. Lì non solo non c'è mai stato il futuro, ma nella Bibbia ebraica non c'è mai stato neppure il verbo. Nella Bibbia ebraica c'è un aggettivo: incinta. E se voi incontrate una donna incinta e le dite quando è che concepirai, e lei vi dice dai un po' un colpo d'occhio, vedrai che ho già concepito. E questo è scritto nella Bibbia. Alma, Ara, Yoledet. Alma, tra l'altro, in ebraico non significa, e lo scrivono, e nelle note troverete, i tedeschi troveranno scritto, che Alma non significa vergine, ma significa giovane donna. Perché in ebraico vergine si dice Betulà, ma lì si parla di Alma, che significa giovane donna, non vergine. Quindi la Bibbia dice che c'è una giovane donna che è già incinta e sta per partorire. Nella Bibbia tedesca che esce nel 2017 finalmente si darà conto di questo. La fanciulla ha concepito. Cioè nel momento in cui scrivevano quel versetto il concepimento c'era già stato. E questo nella Bibbia ebraica è chiarissimo. Non è un'interpretazione. Perché Ara, ripeto, è un aggettivo che significa incinta. E una che è incinta ha già concepito. Quindi non c'entra nulla il futuro. Ma questo per chiunque legga la Bibbia in ebraico, questo è chiarissimo, tant'è che io spesso nelle conferenze dicevo: fatevi spiegare i versetti messianici da un teologo cattolico cristiano e fateveli spiegare da un esegete ebreo, sentirete due spiegazioni completamente diverse. E ogni volta dicevo, e gli ebrei hanno ragione. Quindi questa roba qui scompare. Quindi io mi immagino l'anno prossimo due tedeschi, uno che ha la Bibbia vecchia e uno che ha la Bibbia nuova, che discutono su quel versetto. No, qui la Vergine, no, ha già concepito. No. Questi sono i tradimenti sulla base dei quali sono secoli che ci dicono che lì c'è scritto che una Vergine concepirà. Qualcuno dirà: ma nella Bibbia dei 70, cioè la Bibbia scritta in greco in Egitto nel III secolo a.C., è stato introdotto il verbo il futuro. È vero? Chiedete un po' agli ebrei che cosa pensano di quella Bibbia scritta in greco. L'ha detto il rabbino capo della comunità ebraica di Torino pubblicamente, quell'incontro che abbiamo fatto a marzo, 6 marzo, a Milano. Ha detto: la Bibbia scritta in greco è una disgrazia per l'umanità. Cioè loro non accettano un versetto di quella Bibbia lì. Che dicono la Bibbia è quella scritta in ebraico, non quella scritta in greco. Questo è un dato di fatto e lo troverete scritto. Io sono almeno 2 anni che dico le traduzioni sono sempre cambiate, stanno cambiando e cambieranno ancora. Questa qui è colossale, perché viene meno una delle profezie, anzi la profezia per eccellenza sulla nascita di Gesù. Poi parliamo di Gesù, poi ne parliamo. Allora capite che chi ce la predica adesso cosa ci predicherà? Cioè che cosa predicheranno in Germania su quel versetto lì, visto che il futuro non c'è più? Dovranno dire che cosa c'è scritto veramente, perché c'è scritto quello. Vi dico anche il nome di quella giovane fanciulla, si chiama Abia ed è la moglie del re Acas di Giuda, che era incinta nel momento in cui Israele era tributario degli Assiri, di Pilser, eccetera, e quindi nutrivano la forte speranza che il figlio del re
stava per nascere, avrebbe finalmente liberato Israele dal giogo assiro. Quindi quella giovane donna Alma si chiama Abia ed è la moglie del re Acaz, non è la Madonna madre di Gesù. Leggete il capitolo 7 di Isaia. All'inizio c'è scritto Beyamim Achas, nei giorni di Acaz. Quella roba lì è stata scritta nei giorni in cui regnava lui, e dal suo figlio che stava per nascere si aspettava la liberazione. Finito. Questo è chiaro nella Bibbia. Per fortuna lo introducono loro in modo ufficiale. Allora capite quanto sia importante leggere ciò che c'è. Poi capisco che ovviamente chi legge una Bibbia in italiano trova la Vergine concepirà, purtroppo. In tedesco scomparirà. Perché poi è stato introdotto il concetto della Vergine? Beh, è stato introdotto perché quando è stato inventato il cristianesimo ovviamente bisognava sostituirlo ai culti di allora, siccome c'erano molte divinità nate da una cosiddetta vergine nel senso che non ha avuto rapporti con l'uomo, poi cercheremo di capire anche cosa può significare. E allora bisognava che anche lui, no? Perché in greco, anche nella Bibbia è scritta in greco, c'è scritto Parthenos. Parthenos, per chi ha studiato il greco, sa che ha due significati precisi: giovane fanciulla oppure vergine. Ma li ha tutti e due. Quindi scegliere di tradurre, come ha fatto Gerolamo quando ha fatto la Vulgata in latino, Virgo, cioè verbo, è stata una scelta finalizzata, ovviamente, perché lui l'ha tradotta su richiesta del Papa Damaso, eccetera. Quindi è stata una scelta finalizzata. Ma Parthenos significa giovane donna, che poi si suppone ovviamente sia anche vergine, eccetera. Ma in ebraico invece non c'è questa confusione. In ebraico sono due termini diversi, Alma e Betulà, e lì c'è Alma. E nelle note della Bibbia tedesca ci sarà scritto Alma non significa vergine ma giovane ragazza. Fantastico. Fantastico. Cioè piano piano, siccome la conoscenza si diffonde e non possono più, cioè, sapete, fino a 40-50 anni fa uno o leggeva la Bibbia che aveva in casa, adesso non possono più. Cioè adesso le persone che leggono e che raccontano ci sono, e poi la gente va a verificare, basta prendere un dizionario di ebraico per vedere che Alma significa giovane donna e Betulà significa vergine, punto. Non sono interpretazioni, scritto lì nei dizionari. E allora devono cominciare a togliere delle cose evidenti, ma ne toglieranno delle altre. Quando ci siamo, tra l'altro siamo finalmente pronti, tra poco la trascrizione dell'incontro del 6 marzo sarà a disposizione gratuita per tutti. Sono 120 pagine circa, quindi la potrete scaricare dal sito di Uno Editori e leggere che cosa è stato detto in quelle 4 ore in cui io mi sono incontrato con un sacerdote, docente di teologia alla facoltà di teologia dell'Italia del Nord. Sono incontrato con il rabbino capo della comunità ebraica di Torino, con un arcivescovo ortodosso e con uno dei più importanti biblisti italiani, che è un pastore valdese, uno che scrive i dizionari di ebraico aramaico biblici. Ci abbiamo messo, cioè io no perché non mi sono impegnato su quello, cioè un editore ci ha messo 1 anno e mezzo per organizzare questo incontro, perché non era facile trovare persone di altissimo livello disposte a venire a parlare in pubblico su queste cose qui. Però ce l'abbiamo fatta, e quindi abbiamo fatto questo incontro di 4 ore di fronte a 600 persone, e sono venute fuori alcune cose per le quali io vi dico francamente, mi chiedo, ma cioè, è ancora il caso che io faccia conferenze? A parte che vabbè, come sapete, come sanno gli organizzatori, io faccio conferenze perché sono chiamato, perché io in 6 anni non ho mai organizzata una, e se si smette di chiamarmi io smetto di fare conferenze, perché non ho la vocazione del predicatore e quindi smetto immediatamente. La vedo dura, ma sì, perché mi hanno già detto non ti facciamo vedere le richieste che abbiamo per il 2017. Allora il 6 marzo, ovviamente non vi dico, ma vi leggo soltanto alcune frasette, non vi dico che cosa ho risposto io. La prima domanda, che noi avevamo all'inizio 4 domande uguali per tutti, 5 minuti a testa per rispondere, erano domande che conoscevamo tutti noi 5 che eravamo lì, più noi 4,
che eravamo lì, conoscevamo tutti da prima, quindi eravamo pronti a quella risposta. La prima domanda è: ma come abbiamo le certezze sull'esistenza di Dio? Che è quella fondamentale. Il dottor Ariel Di Porto, rabbino capo: non è possibile sotto certi aspetti parlare di una evidenza rispetto alle nostre conoscenze su Dio. Il credere in Dio è un assioma, cioè, anche come volete. Il teologo cattolico, no, il biblista valdese: non posso dimostrare qual è la fonte certa della conoscenza, non posso dimostrare, ma se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata la voce di Dio. Se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata la voce di Dio, se volete. E i miei cugini fondamentalisti, dice lui, cioè i cattolici, che pensano di rendere un servizio a Dio divinizzando le scritture, fanno una idolatria della carta. Quando io ho scritto la Bibbia non è un libro sacro, hanno cercato di massacrarmi per un anno. Poi arriva uno dei più importanti biblisti italiani e dice: chi divinizza quelle scritture fa l'idolatria della carta. Se avessi detto io una roba del genere, immaginate? Io la firmo, Il teologo cattolico: vorrei dire in un modo un po' tagliente che bisogna togliere la certezza su Dio, perché se noi avessimo certezza di Dio, Dio non sarebbe. Basta. Potevamo interrompere qui. Questo era l'inizio, L'inizio. Abbiamo iniziato così. Potevamo andare a casa tutti, perché se togliamo le certezze su Dio, di lì in avanti lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte, perché certezze su Dio non ne abbiamo, quindi lasciamo pure che studino le loro cose astratte. Va bene, ma allora se togliamo le certezze su Dio, com'è che dalla Bibbia ricaviamo Dio? Cioè com'è che facciamo dire alla Bibbia che parla di Dio? Per farlo non è un caso che abbiano dovuto introdurre le categorie interpretative della allegoria, della metafora, perché se mi bagno le labbra con la lingua poi dicono che sono rettiliano, mangio fare. Allora è meglio che meno. No, è vero, hanno fermato un fotogramma in cui facevo così e l'hanno mandato all'editore dicendo: noi ce ne intendiamo con il vostro autore un rettiliano in muta forma. Se fosse in muta forma sarei pure scemo, perché avrei potuto scegliere una forma un po' meglio di questa, ma comunque va bene. Bisogna divertirsi quando si parla di Bibbia, perché se si diventa seri si diventa pericolosi. Quindi allora ha dovuto introdurre la categoria dell'allegoria della metafora, per poter dire che gli autori biblici, che non sappiamo chi sono, che hanno scritto non sappiamo quando, che hanno scritto in origine non sappiamo cosa perché la Bibbia l'hanno cambiata, eccetera, quegli autori biblici lì quando scrivevano una cosa ne volevano dire un'altra. Cioè, se io facessi un'affermazione di questo genere, veramente potrei essere messo in croce. Loro lo possono dire in assoluto, lo dicono in assoluta tranquillità, ma devono dirlo. Non è un caso che quando sono stato alla trasmissione di Rete 4, la storia dei miracoli, quel sacerdote, vabbè, quando appena hanno capito che cosa stavo per dire hanno fatto in modo che non parlassi più. Ma quel sacerdote che c'era lì, che immagino sia l'ospite fisso, ha detto: ma se uno compra la Gazzetta dello Sport capisce subito che parla di sport, appunto. Basta guardare il titolo, uno passa davanti all'edicola, vede la Gazzetta dello Sport e capisce che parla di sport. Per far parlare la Bibbia di Dio e per convincere la gente che la Bibbia parla di Dio, quanti milioni di libri sono stati scritti e divulgati? Per spiegare e convincere la gente che la Bibbia parla di Dio. Per convincere la gente che la Gazzetta dello Sport parla, non c'è bisogno di scrivere una riga, uno la piglia e capisce che parla di sport. Invece uno piglia la Bibbia e non capisce che parla di Dio. E allora bisogna convincerlo. E allora milioni di libri, riviste, prediche, omelie, imposizioni, perché la gente deve credere che la Bibbia parli di Dio. Se ne parlasse autonomamente non
ci sarebbe bisogno di spendere una parola. Uno la piglia e capisce che parla di Dio, invece uno la piglia e capisce che non parla di Dio. Per questo bisogna convincere la gente. La lezione dello sport non c'è questo. Nelle traduzioni che leggiamo noi parla di Dio. Parla di uno. La legga attentamente. Ma non di un Dio d'amore. La legga molto attentamente. No, la legga molto attentamente. E comincerà ad avere dei forti sospetti che non parla di Dio nonostante le traduzioni che leggiamo noi. La lega molto attentamente. Poi le do, semmai, no, non le do, vi do una indicazione di lettura molto rispettosa della Bibbia, e usando quella indicazione di lettura lì si capisce subito che non parla di Dio, ma poi ve la do. Si capisce già anche così, però. Allora, allegoria o metafora. E quindi il discorso è, ma se io fedele ho in mano la Bibbia, come posso capire quali sono i versetti da utilizzare o da leggere in senso allegorico o in senso metaforico? Vediamo se trovo subito. Qual è la regola? La regola non c'è. Cioè, nel senso che i versetti vengono letti in modo allegorico, metaforico oppure in modo letterale, e a dircelo sono i teologi. Tant'è che la domanda qui è stata fatta. E abbiamo parlato del primo versetto della Genesi. Perché se la Bibbia va letta in modo allegorico e metaforico, allora per esempio il primo versetto della Genesi, in principio Dio creò il cielo e la terra, che non vuol dire questo, ma promesso che non metto le mie traduzioni, quindi la traduzione c'è, non c'è creazione della Bibbia, quindi facciamo finta che voglia dire questo. Allora io dico benissimo, siccome quei popoli antichi non conoscevano, come non conosciamo noi, le origini dell'universo, si sono elaborati l'allegoria di uno potentissimo che l'ha creato. Quindi è chiaro che è un'allegoria. No, quello è letterale. No, momento. Datemi la regola. Perché altrimenti io ogni versetto piglio il telefono e chiamo un teologo e gli dico questo. Cioè non è una battuta, eh? Allora, il rabbino. Il primo verso della Genesi è molto problematico, perché se voi leggete l'interpretazione che ne è stata data, troverete tutto il contrario di tutto. Le indicazioni sui brani da leggere in modo allegorico derivano quindi dalla tradizione rabbinica. Il fatto che la tradizione rabbinica non esiste, nel senso che esistono decine di tradizioni rabbiniche. Il metodo di studio talmudico prevede che a studiare bisogna essere sempre in due, in modo che appena uno fa un'affermazione, un altro ne faccia immediatamente una contraria. Guai a fermarsi all'accettazione della prima affermazione. E c'è un altro detto che recita così: se tu hai due rabbi, cioè due maestri, che ti dicono due cose diverse, vai da un terzo che te ne dirà un'altra ancora diversa. Non ti puoi fermare nell'illusione di aver trovato la verità. E allora chi è che ci dice ciascuno a modo suo? Il biblista Valdese. Allora senza dubbio qui non ho dubbi, siamo al minuto 48 e 39. La Bibbia non va letta allegoricamente, se prendiamo l'allegoria nel senso tecnico, cioè come è stata usata a lungo nella tradizione della Chiesa. Dunque, poi dice altre cose, l'allegoria è liquidata, la Bibbia va letta per quello che è scritto. Fantastico. Sono 6 anni che scrivo e dico facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto. Facciamo finta, perché non sappiamo se è vero ciò che c'è scritto. Ma almeno facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto, perché già non sappiamo se è vero. Se poi in più diciamo che quello che è scritto in realtà vuol dire altro, beh allora liberamente lo facciamo con qualunque libro, e abbiamo diritto di farlo con qualunque libro. E allora prendiamo l'Iliade e l'Odissea e con quelle categorie interpretative costruiamo il monoteismo omerico, esattamente come è stato costruito il monoteismo biblico, che non c'è, perché non c'è nella Bibbia il monoteismo biblico. Non c'è neppure in San Paolo, poi ve lo leggo. San Paolo non è un monoteista, è un monolatra, poi lo leggiamo. Allora, la Bibbia va letta per ciò che c'è scritto. Ma allora ciò che c'è scritto
Quindi dobbiamo accettare le traduzioni che abbiamo, e qui abbiamo cominciato a parlare di alcune cosette. Prima vi ho letto l'amore di Dio è eterno. Abbiamo parlato ad esempio del termine eternità, che nella Bibbia ricorre diverse decine di volte, ed è la traduzione che viene fatta, salvo alcune rarissime Bibbie, del termine ebraico olam, che viene sempre tradotto con eternità. Ora, questa è la versione, la redazione italiana del dizionario di ebraico e aramaico biblici della Società Biblica Britannica. Uno dei responsabili della versione italiana è il dottor Garrone, che era seduto alla mia sinistra. Qui c'è il termine olam, che voi trovate sempre tradotto con eternità. Possiamo leggere cosa c'è scritto qui? Qui c'è olam. Non. Prego. Non tradurre con eternità. Cioè nel dizionario c'è scritto non tradurre con eternità. Come lo trovate tradotto? Eternità. Perché? Perché siccome la Bibbia deve parlare di Dio, e siccome il Dio che hanno elaborato i teologi è eterno, l'eternità ci deve essere. Solo che non c'è. Non c'è perché la Bibbia non parla di Dio, e quindi l'eternità non c'è. Ma c'è scritto qui non tradurre con eternità, non è una invenzione di Biglino. E quando abbiamo parlato di questo, proprio di eternità, Ariel di Porto, cioè Arbino, ma la verità di qualsiasi traduzione è molto relativa. Ed è qui che ha detto, per esempio, per noi la traduzione in greco è una disgrazia per l'umanità. È qui che ha detto questo. Con cosa si traduce? Scusi. Prego? Con che cosa si traduce? Adesso glielo dico. Quando si parlava di eternità, il pastore Valdese, quindi il firmatario di quella, uno dei firmatari della versione italiana del dizionario di ebraico biblici, dice: ma per quel che mi riguarda si sfonda una porta aperta. Tutti i dizionari, tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici. Ma se tutti i dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici, la vogliamo togliere eternità dalla Bibbia, visto che non c'è? E vuol dire un tempo di cui non si conosce la durata, che vale per tutto. Cioè, quando io sono nato, se qualcuno diceva per quanto vivrà, in ebraico avrebbero detto leolam, cioè per un tempo che non conosciamo, non per l'eternità. C'è su YouTube una lunga intervista che mi ha fatto un giornalista di Roma, che prima di intervistare me è stato a Roma, ha intervistato il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, cioè Rav Riccardo Di Segni, e l'ha intervistato su di me. Cioè lui è proprio andato a dirgli c'è uno che, eccetera, eccetera. E questa parte qui lui l'ha messa nell'intervista, quindi la vedete, non è riportata, e gli dice, per esempio, quello là, cioè io, dice che nella Bibbia, insomma, quel significato lì di eternità non c'è. E voi sentite Rav Riccardo Di Segni dire eternità, ma chi è che dice eternità? Ecco chi è che dice. Tutta la Bibbia. Ma loro lo sanno che non è eternità. Dice, è un tempo di cui non si conosce la durata, punto. Cioè, se uno dice, quello lì vive l'Eolam, non sappiamo per quanto vive, punto, finito, così bisogna tradurre. Per il non conosciuto, non per l'eternità, che significa invece fare un'affermazione perentoria. Non c'è. Tutti i dizionari, compresi quelli di teologia, dicono quella roba lì. L'arcivescovo ortodosso dice: ma certo, qui siamo a un'ora 11 e 20 secondi. Io credo che qui siamo tutti d'accordo, come diceva Mauro, cioè, che tante volte si devono vedere e rivedere i testi biblici. Rivedere un testo dove tante volte si perde il senso della parola, e qui ne introduce un'altra, come onnipotente, che non c'entra nulla con il testo originale. Cioè, allora, eternità, olam non significa eternità, lo dicono tutti, compresi i dizionari di teologia. Onnipotente non c'entra nulla con il testo originale. Ma dov'è onnipotente? Allora, siccome la Bibbia parla di Dio, cioè deve parlare di Dio,
C'è qualcuno che ha una Bibbia qui? Possiamo prendere Genesi 17? E leggere cosa c'è scritto? Genesi 17 versetto 1. Così la verifica la facciamo in diretta. Prego? Quando Abramo ebbe 99 anni, Sì? il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio onnipotente. Ok, grazie. In ebraico c'è scritto Ani El Shaddai, cioè io sono, il verbo non c'è, io El Shaddai, che viene tradotto con onnipotente. E nella Bibbia tutte le volte che c'è Shaddai in ebraico, in italiano trovate onnipotente. L'arcivescovo ortodosso dice: ma qui siamo tutti d'accordo che bisogna rivedere, come per esempio onnipotente, che non c'entra nulla con il testo. E già che non c'entra nulla, perché Shaddai non vuol dire onnipotente. E anche lì l'hanno inserito perché il Dio elaborato dai teologi è necessariamente onnipotente, quindi da qualche parte bisogna metterlo. Ma se voi prendete la Bibbia di Gerusalemme, edizione del 2013, qui c'è il versetto, io sono Dio l'onnipotente, in nota. La traduzione onnipotente è inesatta, il senso è incerto. Si è proposto El, cioè Signore della montagna, ma sarebbe preferibile interpretare El o Signore della steppa. Allora voi capite che se nelle Bibbie un fedele legge che Dio si presenta ad Abramo e gli dice io sono il Dio della steppa, qualche dubbio viene, allora lo traducono con onnipotente, ma lo sanno che non vuol dire onnipotente, lo sanno, tant'è che lo scrivono. Ed è per questo che io da tempo dico che faccio il lavoro più da cretino di questo mondo, vi leggo ciò che c'è scritto. Ed è per questo che vi dico facciamo un patto. Se io vi presento traduzioni mie, fermatemi, perché non ce n'è bisogno. Che non ci sia eternità, lo dicono loro. Che non ci sia onnipotente, lo scrivono loro. Poi però nelle Bibbie che abbiamo in casa continuano a scrivere onnipotente, in modo che il fedele che la legge onnipotente. Ma non c'è. Allora, non abbiamo certezze su Dio. Arrivo subito. Non c'è eternità, non c'è onnipotente. Adesso vediamo altro. Prego. Allora, l'interpretazione allora, Genesi 17. Il Signore si presenta ad Abramo come El Shaddai, titolo che di solito viene tradotto come Dio onnipotente, anche se in realtà non se ne conosce il significato preciso. Se noi leggiamo le Bibbie lo capiamo che non parla di quella roba lì che ci viene raccontata, perché ce lo dicono pure. La Bibbia di Gerusalemme, cioè tutte queste note qui, sapete da dove arrivano? Arrivano dalla École d'études bibliques quindi la scuola di studi biblici fondata a Gerusalemme nella seconda metà del 1800, ed è dei domenicani, ed è forse la più importante scuola di studi biblici che esista là, fondata là in Israele, e loro, come dire, siccome non vogliono farsi prendere in castagna, allora si continua a pubblicare onnipotente, ma sotto lo dicono, guardate che non vuol dire onnipotente, ma se non vuol dire togliamolo, perché se io in una mia traduzione avessi messo un qualcosa che non vuol dire, cioè voi immaginate che cosa mi sarebbe successo. Non l'ho mai fatto e difatti non ci riesco. Però non vi parlo delle mie traduzioni perché abbiamo fatto il patto, non ci riesco. Invece qui lo dicono, scriviamo così ma non vuol dire così, scriviamo eternità ma non vuol dire eternità. Ma allora smettiamolo di scrivere, no? Perché non è più uno sbaglio, non è più un'interpretazione. Nel momento in cui io scrivo una cosa che so che non è quella, sto scrivendo il falso, e lo sto scrivendo deliberatamente il falso, anche se poi mi lavo la coscienza qui in nota, perché tanto già non si legge la Bibbia, figuriamoci le note. Però c'è, porca miseria, no, dico porca miseria perché poi da questo mondo qui arriva a Biglino, si inventa le traduzioni. Ma chi cacchio è che si inventa le traduzioni? Va bene.
mi fanno tanta pubblicità a me così. Ma non è mica finita, perché qui, sapete, allora c'è gente che dopo quell'incontro lì mi ha scritto dicendo che era rimasta delusa, perché ovviamente si aspettavano lacrime e sangue, no? Perché siamo tutti abituati, sapete, ai talk show televisivi dove la gente si scanna, invece lì per 4 ore non ci siamo scannati, ma con tranquillità abbiamo detto ciò che pensavamo, ok? Ed è per questo che sono venute fuori queste cose qui, come questa, il teologo cattolico. A me pare proprio che nel mondo semitico non esistono i concetti filosofici metafisici. Non esiste il concetto né dell'eternità né dell'immortalità. E il concetto di creazione dal nulla è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica. Non c'è neanche la creazione dal nulla. Non abbiamo certezze su Dio. Non si traduce eternità. Non si traduce onnipotente. Non c'è il concetto di eternità. Non c'è il concetto di immortalità. Non c'è il concetto di creazione dal nulla. Di che cosa stiamo parlando? Di uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia, che è quello che cerco di documentare dal 2010, che è quello che dal 2010 stanno facendo di tutto perché io non lo documenti. Prego. Scusi, io ho una curiosità, se non c'è nessun riferimento temporale relativamente al libro che si è tradotto, come si sa, come si può arrivare a dire che questo libro è stato composto da tanti contributi in secoli successivi? Perché si mettono a confronto tutti i vari codici relativi agli stessi libri, e dai più antichi, quelli che vengono datati, ai più moderni si vedono tutte le variazioni che sono quando si è fortunati, cioè si hanno più, per esempio il libro di Isaia, facciamo un esempio. Nel libro di Isaia abbiamo il testo masoretico e abbiamo sostanzialmente completo il testo di Qumran. Tra il testo di Qumran e il testo masoretico ci sono quasi 300 varianti in un libro solo. Quello di Qumran è molto più antico di quello masoretico e quindi si vede che cosa hanno cambiato. Per esempio nel 1958 alla Hebrew University di Gerusalemme è stato avviato quello che chiamano il Bible Project, progetto Bibbia, che ha uno scopo, quindi dai biblisti israeliani, quello di cercare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile, cioè mettere assieme tutti i vari pezzi che abbiamo della Bibbia per vedere, cercare di capire come teoricamente poteva essere in origine. Si sono dati 2 secoli di tempo, 200 anni, e stanno lavorando, quindi lì si succedono generazioni di biblisti proprio per cercare di risalire. Per esempio hanno già visto che il libro di Geremia variava come lunghezza di 1/7 rispetto a quello che abbiamo noi. Hanno visto le varianti che hanno fatto, per esempio, siccome quando la Bibbia ce l'avevano in mano i farisei e loro pensano che dopo la morte esiste un'altra vita, allora loro introducevano i concetti che facessero pensare che esiste un'altra vita. Quando invece il controllo ce l'avevano i sadducei, che invece pensano, che sono le alte caste sacerdotali, che dopo la morte non ci sia nulla, come in effetti per la Bibbia non c'è nulla, allora lì scompaiono quei concetti, cioè capisci, chiunque aveva il potere interveniva e ci metteva le sue varianti. Quindi la base è quella... La base è un libro di cui non sappiamo nulla. Un libro qualunque alla fine. Prego? Un libro qualunque alla fine. È un libro, uno dei tanti che l'umanità ha scritto nel corso della... Il problema è che è stato preso per costruirci sopra, cioè Proprio quello perché? Proprio quello perché? Dovremmo fare la storia del cristianesimo, perché era quello che, diciamo, in quel momento, storicamente, dava la possibilità di trovare o ipotizzare una radice storica a questa religione che si stava costruendo. Proprio in estrema sintesi, ok? Allora, quindi anche perché lui dice, appunto il teologo, che non esistono i concetti filosofici metafisici. La metafisica ci arriva, qui abbiamo l'accademico, dalla filosofia greca, in particolare platonismo, neoplatonismo. Se non ci fosse stato Platone, non ci fosse stato il neoplatonismo, il cristianesimo non esisterebbe. Cioè il cristianesimo non è figlio dell'Antico Testamento, è formalmente figlio dell'Antico Testamento, nel senso che lì collocano la radice, ma la collocano facendo dire a quel libro ciò che non dice, cioè introducendo in quel libro i concetti metafisici tipici della filosofia greca.
l'edizione dei 70 è questa, è una Esatto. rielaborazione In chiave ellenistica, esatto, siamo in pieno periodo ellenistico. Se non ci fosse stato il pensiero greco, il cristianesimo non esisterebbe. La Bibbia sarebbe ciò che era, il racconto che non un popolo, non gli ebrei, ma la famiglia di Israele, cioè una delle migliaia di famiglie ebraiche, ha scritto per mantenere memoria del patto che lei ha fatto con quell'individuo lì. Questa è la Bibbia. Il racconto del patto tra una famiglia e un individuo. L'ultimo libro fondatore si intitola Il Falso Testamento, non a caso, perché quel patto lì artificiosamente viene esteso a tutta l'umanità. Ma col cavolo, non esiste proprio. Non esiste proprio. Quel testamento o patto non esiste, riguarda loro, i discendenti di Giacobbe, non i parenti di Giacobbe, attenzione, i discendenti diretti di Giacobbe, perché già i parenti, e poi lo vedremo, andavano sterminati a partire dalle donne e dai bambini. I parenti stretti, i cugini primi, andavano sterminati inesorabilmente. Quindi la Bibbia tornerebbe a essere ciò che era. Invece la filosofia greca ne ha fatto, e tra l'altro Gian Matteo Corrias nel suo libro parla anche, parlando degli dei e religione dell'antica Roma, quando ci dice a un certo punto, tu scrivi, no, che non c'era un'idea di mitologia nell'antica, e poi questo arriva con la cosiddetta interpretatio greca, vero? Ricordo bene che scrivi quella stessa cosa. Cioè, se non ci fosse l'interpretatio greca non ci sarebbe la mitologia romana, che è un'invenzione dell'interpretatio greca, e non ci sarebbe il cristianesimo, che è una interpretatio greca inserita nella. Per questo i collegamenti sono fantastici. I miti romani sono miti greci riproposti, Esatto. proposti in lingua latina, insomma. Allora, se non c'è il concetto di creazione, ma chi è che ha creato l'uomo? Beh, quando voi leggete la Bibbia e la leggerete con attenzione, anche purtroppo nelle traduzioni malfatte, capirete che l'uomo non è stato creato. Non è stato creato, ma è stato fabbricato. E a differenza di ciò che ci dice la teologia, non è stato fabbricato nel paradiso terrestre, ma da un'altra parte. Tant'è che la Bibbia ci dice chiaramente che gli Elohim, che vengono inappropriatamente tradotti con Dio, purtroppo, presero l'Adam e lo posero in Gan Eden. Cioè presero l'Adam con l'articolo, che vuol dire che non era il nome di uno, ma era un gruppo di maschi, e lo posero nel Gan Eden, cioè non l'hanno fatto nel Gan, che è quello che viene tradotto con paradiso terrestre, vabbè, la fantasia. Quindi l'hanno fatto da un'altra parte, poi hanno preso dei maschi e li hanno messi lì. E li hanno messi lì perché lavorassero quel territorio e lo custodissero. E allora, quando appunto il teologo ha detto ma non esiste il concetto della creazione dal nulla, no? Questo concetto è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica. Sottoscrivo. La giornalista dice ma allora si può davvero parlare di creazione di Adamo? E lui risponde beh, Adamo è stato fatto, è una cosa un po' diversa. Lei, la giornalista, quindi si trova d'accordo con Mauro Biglino? Lui. Beh, vuol dire che è stato con qualcos'altro, è venuto fuori, se vogliamo mantenere l'allusione, la possibile allusione che l'uomo è fatto d'altro, sì, è fatto d'altro. Non poteva dire, lo capisco, però per me, voglio dire, io non ho bisogno di altro, perché basta leggere la Bibbia per capire che l'uomo è fatto d'altro. E lo dice, è fatto d'altro. Allora, quando prendono l'Adam e lo mettono nel Gan Eden, leggerete nella Bibbia che avete in casa, che dopo un po' di tempo Dio si accorge, perché prima evidentemente non se ne era accorto, che per quel gruppo di maschi la compagnia degli animali non è sufficiente. E allora decidono di fargli la femmina. Ma fanno la femmina in modo che sia adatta a quel tipo di maschi lì, che sono dei maschi che loro si erano scelti e fatti appositamente per loro. Tant'è che quando fanno la femmina, sentite che bella questa, questa è la Bibbia di famiglia cristiana, quindi siamo tranquilli. No, nel senso che nessuno può contestarmi nulla.
Allora, per fare la femmina, dice la Bibbia, indussero nell'Adamo un sonno profondissimo, poi presero un qualcosa da una parte laterale ricurva, che viene tradotto con costola, chiusero la carne dove hanno fatto il prelievo, vi sto citando cosa c'è scritto nelle Bibbie che avete in casa, e con ciò che hanno prelevato, dopo aver chiuso la carne, fabbricano la femmina. E poi la presentano alla dama. Allora io ho una settimana che vado a mangiare a casa della signora e dico: questa volta la pasta è cotta al punto giusto. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Se dico questa volta, oggi, questa volta la pasta è cotta al punto giusto, vuol dire che per una settimana mi hai dato. Allora la dama disse: questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa volta, non le altre femmine che mi avete presentato prima. Questa volta. E qui sono molto corretti, perché poi procede dicendo: sarà chiamata, e in italiano viene tradotto giustamente, donna, perché da uomo è stata tratta, solo che in italiano non rende il significato vero di ciò che c'è scritto in ebraico, tant'è che qui molto correttamente lasciano anche le due parole ebraiche. E c'è scritto: sarà chiamata Isha, perché da Ish è stata tratta. Isha è l'aggiunta della desinenza femminile al maschile Ish, e Ish significa individuo maschio. Siccome l'avete fatta prendendo dei pezzi miei, lei è una Isha, cioè dovremmo uomo, maschia. In italiano è chiaro che non rende donna perché è nata da uomo, e non rende, invece in ebraico rende come, e dice chiaramente che cos'è. È una Isha perché l'avete fatta con i pezzi di un Ish. E il biologo dottor Pietro Buffa, che è il vertice di un gruppo di biologi e genetisti che tra Università di Catania, King's College London e Harvard, Stati Uniti, sta portando avanti una tesi molto interessante. Tra l'altro già c'è un primo suo libro, ne sta preparando un altro, il primo suo libro si intitola I geni manipolati di Adamo. Loro stanno pensando e dicono: se per caso è vero, perché la Bibbia è soltanto un bignami di questi racconti qui, altri testi antichi sono molto più particolareggiati, allora noi riusciamo, se per caso è vero ciò che c'è scritto lì, noi abbiamo spiegazione a tutta una serie di domande alle quali la genetica non è in grado di dare spiegazione, e quindi noi siamo figli di un'evoluzione pilotata. E nei libri Mondadori, io sto seguendo questo filone qui, scrivono loro, cioè scrivono questa persona per esempio, dove si parla chiaramente del fatto che l'unica cosa possibile è che ci sia stato un gruppo di maschi e un gruppo di femmine, le femmine prodotte per clonazione, poi fatti incrociare tra di loro, tutto sotto controllo, prima di essere liberati in natura, perché altrimenti sarebbero morti. Nella letteratura ebraica, rabbinica e strabiblica si dice chiaramente che Adamo ha rifiutato altre femmine prima di quella lì. La Bibbia concentra e dice: questa volta è quella giusta. Questa volta. E qui, basta leggerla attentamente, lentamente, perché è un libro affascinante, perché ci racconta una storia concreta, non quella favola che poi c'è stata inventata su. Allora uno dice: normalmente uno la legge e si passa sopra, no? Questa volta, no, questa volta vuol dire questa, non ne altro. Prego. Volevo sapere, lei dice Adamo che dice questa volta è quella giusta, nel senso che lui è un essere intelligente, capace di riconoscere, oppure lo dice qualcun altro, nel senso questa volta il maschio ha riconosciuto. No, è lui. Quindi intelligentissimo. È un essere intelligente. Anche perché la Bibbia ci parla degli Adamiti, che sono non so come dire, un clan, o se preferisce un gruppo etnico, e quelli lì si sono creati appositamente per loro. Infatti quando la Bibbia dice che gli Adamiti vivevano fino a 800-900 anni, non intende sapiens, intende quelli lì, gli Adamiti, che avevano una fortissima componente genetica dei fabbricatori, componente genetica che comincia a scomparire dopo che i fabbricatori nel 6° capitolo della Genesi dicono: io non arricchirò più col mio patrimonio genetico, io finirò di contendere con l'Adamo e la sua vita sarà di 120 anni, tant'è che nella Bibbia dopo quella decisione
si vede che dagli 800 si passa ai 700, 600, 500, 400, 300. Perché? Perché il patrimonio genetico dei fabbricatori si diluisce e quindi la durata della vita diminuisce. E questi vivevano a contatto con loro, quindi erano fortissimamente acculturati. Erano diversi dai barbari sapiens che c'erano tutto attorno. Quando Caino, poi se abbiamo tempo, Caino probabilmente era figlio di uno di loro, anche questo c'è nella letteratura ebraica extrabiblica. Eva ha avuto rapporti sessuali con uno di loro e Caino, in alcuni passi c'è scritto, non nella Bibbia, nella letteratura, che probabilmente Eva ha subito una violenza sessuale da parte, e Caino è figlio di Eva. Quando poi Caino uccide Abele e lui viene allontanato, lui dice: ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma chi è sto chiunque se loro sono i progenitori dell'umanità? Era pieno di barbari e lui aveva il terrore di finire in mezzo a quelli che noi chiameremo barbari, perché loro erano fortissimamente acculturati. Poi gli va bene, trova mogli, costruisce città, e le città non si costruiscono per le scimmie, si costruisce città perché era pieno di gente. Ok? Prego. Per questo dico, se la Bibbia la leggiamo attentamente, già solo in quella che abbiamo in casa la capiamo. Arrivo, Avevo una domanda? Sì, prego. Ma gli altri erano necessariamente sapiens oppure potevano essere... Già sapiens. Già sapiens. Sì, perché stando agli studi della genetica, che sono quelli appunto che sono riportati da questi biologi, eccetera, i primi interventi sono iniziati intorno a 250.000 anni fa, quando, secondo i genetisti accademici, si è presentata sulla Terra quella che loro chiamano, loro, gli accademici, la Eva mitocondriale, cioè il primo gruppo di femmine da cui derivano i mitocondri, che passano soltanto attraverso gli ovuli femminili perché sono troppo grossi per entrare negli spermatozoi, hanno tutti i sapiens della Terra. Poi all'interno dei sapiens loro si sono fatti, almeno la Bibbia ce ne racconta di uno, un gruppo speciale, cioè di gente particolarmente pura dal punto di vista genetico, tant'è che c'è ancora chi pensa che essendo discendenti degli Adamiti geneticamente puri hanno diritto di predominio su tutto il resto della terra. Chiaro? Fatemi andare più avanti su questo, perché non c'è abbastanza di... Prego. Non ho capito, scusa, ma forse più nessuno, nel senso che si sono stramescolati, anche perché poi appunto quando sono stati allontanati dal Gan Eden questi hanno sciamato in Mesopotamia. Combinazione, siccome la vicenda di Adamo ed Eva può essere collocata per tutta una serie di studi anche di paleoastronomia, cioè quindi i cieli che si vedevano in quei tempi lì, quindi la croce che si vedeva nel sud della Mesopotamia, eccetera, intorno tra il 4500 e il 4200 a.C. e combinazione, quando questi vengono cacciati, l'antropologia e l'archeologia ci dicono che in Mesopotamia compare già totalmente formata, senza avere alcuna storia, perché è una civiltà che è quella dei Sumeri. Com'è che una civiltà compare completamente formata e la Bibbia ci dice che c'è un gruppo fortemente acculturato che viene fatto uscire da un posto recintato e protetto che stava al nord della Mesopotamia e questi vengono giù? Se mettiamo sempre le due cose magari abbiamo anche la spiegazione. Ok? E quindi se la Bibbia ci parla di clonazione, tutti ricorderete il 1997 quando è stata clonata la pecora Dolly, che ha scatenato giustamente, no, tutta una serie di problematiche di ordine etico, soprattutto perché si dice si clona l'animale e poi si arriverà a clonare l'uomo. E quindi congressi, convegni, interviste, e quindi scienziati ovviamente, filosofi, pensatori in generale, bioetici, teologi, e sono stati intervistati i rabbini. Trovate gli articoli con interviste in rete. Dottor Safran, docente di etica medica rabbino alla Università Ebraica di Gerusalemme. La clonazione, ma che problema c'è? C'è già nella Bibbia, basta vedere come sono venuti al mondo da vedere. Cioè per loro è normale, e per noi che è tabù. Cioè uno che dice queste cose qui, appunto il sottoscritto, è un deficiente, no? Uno che si inventa le cose, per i rabbini è normale. C'è già nella Bibbia la clonazione. Che problemi vi fate? Noi la conosciamo da migliaia d'anni. Ed è vero. All'inizio di quest'anno, il professor Zionid Zelit, rabbino, Università del Maryland, è sbagliato tradurre
con costola, sapete, no? Eva fatta con la costola. Perché dice in realtà ciò che hanno preso per fare Eva, l'hanno preso dal pene di Adamo, non da una costola. Cioè, capite quando vi dicevo la luna e il dito? La luna è che per loro, che Adamo ed Eva siano figli di un intervento di ingegneria genetica, è normale. Cioè, è l'unica verità possibile. Poi possiamo discutere da dove hanno preso le cellule per farla. Ma dopo. Intanto cominciamo ad accettare poi che abbiano prese dal pene. La Bibbia dice parte laterale ricurva, il pene in genere al centro, ma fa niente. Questa potrebbe essere una di quelle tante discussioni che sviano quindi va benissimo, per me non è. Che l'abbiano prese dalla costola, che l'abbiano prese dalla cresta iliaca, come si fa oggi, che dalla cresta iliaca si prendono le cellule staminali, cioè quelle polivalenti. Va tutto bene, è un discorso interessantissimo che stimola la curiosità, ci mancherebbe. Cominciamo intanto col dire che Adamo ed Eva sono frutto di clonazione, punto. Cominciamo intanto col dire che la Bibbia parla di ingegneria genetica, punto. Poi di lì in avanti andiamo a cercare di capire da dove hanno preso le cellule staminali. Benissimo, fantastico, ci sto. Ma la luna è che la Bibbia parla di ingegneria genetica. E questo anche nei siti ebraici dove si spara contro senza... Che la Bibbia parli, sito di consulenza ebraica, scrive questo è Abraham, che è l'esegeta più importante, che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Da sempre. Gli ingegneri genetici però erano i Refaim, vocalizzabili altrimenti come Rofim, cioè i medici, e non gli Elohim come dice Biglino. Beh, a dire che gli ingegneri genetici erano gli Elohim che hanno fatto Adamo ed Eva è la Bibbia, non Biglino, perché la Bibbia dice che gli Elohim hanno fatto quell'intervento su Adamo ed Eva. Poi per me, se andando avanti a discutere si vedrà che il Talmud è più vero della Bibbia, cioè che quindi a fare Adamo ed Eva sono stati gli specialisti Rofim, a me va benissimo, cioè non mi cambia di una virgola il mio lavoro. L'importante è che smettiamo di dire che Adamo ed Eva sono stati creati da Dio. Dopodiché Elohim, Rofim, allora se il Talmud non è d'accordo con la Bibbia dei Masoretti, si mettano d'accordo loro e poi ci dicano, ma per me non cambia nulla. Io sottoscrivo, i medici erano i Refaim, benissimo, ma che problema c'è? Che problema c'è? Chiamiamoli Rofim, perché poi cambiano la vocalizzazione da Refaim, lo fanno diventare Rofim, ma va benissimo, hanno il diritto di farlo anche perché nessuno sa come fosse vocalizzata la Bibbia in origine, quindi possono mettere tutte le vocali. Io no, guai, io se cambio una vocale rispetto a quella di fatto non l'ho mai fatto e mai lo farò. Se cambio una vocale rispetto a quelle messe dai Masoretti, però loro che sono esegeti ebrei hanno il diritto di farlo e mi sta benissimo. Vogliamo dire che erano i Rofim, ma che problema c'è? L'importante è la luna, smettiamo di dire che Adamo ed Eva sono stati creati da Dio. Dopodiché possiamo discutere del dito, i Rofim, gli Elohim, i Refaim, ma benissimo, ma che problema c'è? Prego. Io sono un medico, quindi non sono sapiens. È un Rofim. Appartiene alla schiera dei Rofim. Va bene. È una dei Rofim. Volendo mettere una dei Rofot, per mettere la desidenza femminile. Quindi siete stati voi che con la clonazione avete fabbricato noi. E va benissimo. Va benissimo. Non perdo un minuto a dire no, non è vero, no, tutto vero. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud, punto. Tutto il resto viene a caduta. Dove sono andati a finire questi Elohim? Appena li sento glielo dico. Nel libro l'ultimo che c'è lì di Mondadori, dove ho proseguito il discorso iniziato con quello precedente dell'analisi parallela tra Bibbia e testi classici, quindi l'Iliade, Odissea, eccetera, lì in quel libro lì ho inserito anche Tacito e Plinio il Vecchio. Tacito ci dice che nel 70 d.C., quindi il più importante storico romano,
ci dice che nel 70 d.C. sui cieli di Gerusalemme c'erano dei carri celesti. E quando mentre se ne andavano, una voce potente dall'alto diceva: le divinità lasciano questo luogo. Tacito. No, non quello lì. L'altro, quello Mondadori. Tacito dice che una voce dall'alto dice: le divinità lasciano questo luogo. 70 d.C. Ma non è solo. Gliel'ho chiesto proprio perché io l'avevo letto questo, quindi... Giuseppe Flavio, storico giudeo-romano, scrive esattamente la stessa cosa in Guerre giudaiche, libro sesto. Scrive che quando arrivano i romani, quindi gli imperatori Tito, Vespasiano, eccetera, guardo lui perché è l'accademico, poi magari ce ne sono altri, ma io conosco lui. E quando arrivavano i romani, i sacerdoti, poi se abbiamo tempo parliamo dei sacerdoti, sì, perché ti aggiungo una roba di Seneca bellissima, ricordamela se non mi dimentico, perché mi vengono in mente migliaia di cose, poi passano. Giuseppe Flavio dice che i sacerdoti udirono nella parte più interna del tempio, che era la casa di quelli lì, cioè non la chiesa come ce l'abbiamo noi, spirituale non c'era niente, udirono un grande frastuono e una voce che diceva: noi abbandoniamo questo luogo. E poi scrive che nel mese di Artemisio, sarebbe quello dopo la Pasqua ebraica, fu vista una visione che, se non avesse, trovate la traduzione tra l'altro in Mondadori, c'è una bella edizione di Mondadori delle Guerre giudaiche, traduzione molto ben fatta. Fu vista una visione che, se non avesse avuto molti testimoni, non sarebbe creduta: numerosi carri celesti circondare la città tra le nubi. Quindi nel 70 d.C. sia Tacito che Giuseppe Flavio ci dicono che nei cieli di Gerusalemme volavano dei carri celesti. Erano due ufologi ante litteram. Plinio il Vecchio, che ho inserito nell'ultimo libro Mondadori, nella sua Storia Naturalis, ci racconta che al tempo delle guerre cimbriche, 113, 101, 102 a.C., quando era proconsole Caio Mario, nei cieli dell'Umbria fu combattuta una battaglia tra due schiere di carri celesti, una che arrivava da Oriente, l'altra che arrivava da Occidente, e quella che arrivava da Occidente è stata sconfitta. Plinio il Vecchio. Facciamo finta che sia vero. Quindi c'erano ancora. Il pastore presbiteriano Barry Downing, pastore presbiteriano, quindi non cattolico ma cristiano, teologo, laureato in fisica, specializzato nei rapporti tra scienza e religione, scrive in assoluta tranquillità nei suoi libri, quindi lui è un credente, sia chiaro, scrive: la religione mosaica è il frutto dell'incontro tra quella gente e delle macchine volanti guidate da intelligenze provenienti da altri mondi. E lui scrive: quelle intelligenze sono qui e stanno governando tutto. Padre Barry Downing, teologo, fisico, esercita il suo ministero di uomo di fede, cristiano, ma lui non ha nessun dubbio e nessuna remora nello scrivere queste cose. Peraltro il sistema finanziario che ci governa è l'applicazione precisa del sistema finanziario descritto nella Bibbia. Non c'è da cambiare una virgola. L'hanno applicato magnificamente. In che senso? In che senso? Debito credito. Chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo. Noi siamo tutti schiavi. Allora, la Bibbia ci parla di questi individui che si chiamano Elohim, e a questo punto vi do quell'indicazione che ho promesso prima, che è una indicazione non di traduzione, anzi di non traduzione, così almeno siamo tranquilli. Siccome ci sono dei termini sui quali si può discutere per secoli, perché non si sa esattamente cosa vogliano dire, la cosa migliore e più corretta da fare è lasciarli in ebraico, così nessuno ha niente da dire. Allora, quando voi trovate Dio, voi toglietelo e scrivete ciò che c'è scritto in ebraico. Elohim.
Non chiedetevi cosa vuol dire, perché tanto la certezza sul significato di questo termine non ce l'ha nessuno al mondo. Tant'è che si fanno un sacco di ipotesi. E ogni volta che si fa un'ipotesi poi si deve passare decenni a spiegare perché si è scelta quella. Allora la cosa migliore è non scegliere, tanto non ce n'è bisogno. Quando voi trovate altissimo, lo togliete e ci mettete Elion. Perché tutte le volte che in italiano c'è altissimo, in ebraico c'è Elion. Su Elion qualche certezza in più c'è, perché Elion significa quello che sta sopra. Non è un superlativo assoluto così come viene tradotto in italiano. E perché viene tradotto con superlativo? Perché siccome per loro significa Dio, Dio deve essere rappresentato con un superlativo, ma in ebraico non è un superlativo assoluto. Tant'è che questo termine viene utilizzato, per esempio nel libro di Ezechiele, eccetera, per dire delle, come qui, no? Questo edificio, qui sopra ci sono delle camere. Ecco, lì dicono lo stesso, dicono le camere che stanno sopra, con una desinenza femminile, sono definite elionot, cioè le camere che stanno più in alto rispetto al posto dove stiamo. Ma non camere altissime, sono solo quelle che stanno sopra. Ok? Quando voi trovate Signore o l'Eterno, e qui la fantasia ovviamente ha volato all'infinito, voi ci mettete Yahweh, perché è esattamente ciò che c'è in ebraico tutte le volte che in italiano c'è uno di questi due termini. Allora, quando voi leggete la Bibbia, quelle che avete in casa, è ovvio che se uno poi, ripeto, la legge lentamente, attentamente, capisce che c'è qualcosa che non quadra. Ma se voi fate questa operazione che è assolutamente corretta, cioè togliete delle traduzioni incerte e non le sostituite, ma lasciate ciò che hanno scritto gli ebrei, cioè gli autori, chiunque essi fossero, voi la Bibbia la capirete subito, perché leggendola così uno legge Dio, l'Altissimo, l'Onnipotente, oppure l'Onnipotente lasciamo stare, Dio, l'Altissimo, il Signore, dunque il Signore ha detto, l'Eterno ha fatto, l'Altissimo ha deciso, Dio, uno ovviamente no, incamera il fatto che sia sempre Lui. Quando voi la leggerete così, capirete che questo qui è il capo, questi qui sono tanti e questo qui è uno di quelli. E di questi qui sono dati anche i nomi dei colleghi. Io, per essere bravo nel libro che faceva vedere prima la signora, Antico e Nuovo Testamento, libri senza Dio, ma bravo nei confronti dei miei critici, ho cercato di ridurre il più possibile il numero degli eroi e sono arrivato a 23. Dopodiché ho detto concedo che 4 di questi possono a loro volta essere riuniti in uno e siamo a 20. Ma sotto 20 non si può scendere neppure piangendo cinese. Ma ripeto, l'ho fatto per andare incontro ai miei critici. Ma che quando voi leggerete la Bibbia capirete che sono decine. E io ripeto, per essere bravo li ho ridotti a 20. Ma 20 già è sarebbe sufficiente 2, no? Sarebbe sufficiente 2. Ma non si può arrivare a 2, non si può. Neanche facendo tutti gli sforzi santi mortali cambiati con abitamente, non si può arrivare a 2. A un certo punto addirittura c'è scritto poi, se abbiamo tempo, entro nel merito di questa roba qui perché è curiosa, comunque ve lo dico soltanto così. Insomma, a un certo punto c'è Giacobbe che sta camminando eccetera, e poi siamo in Genesi 32, se chi ha la Bibbia vuol controllare, siamo al versetto 1. Poi partì e ritornò a casa sua. Mentre Giacobbe continuava il suo cammino, gli si fecero incontro gli angeli di Dio. In ebraico c'è i Malachim degli Elohim, tutto al plurale. Malachim è quello che viene tradotto con angeli e che sono in realtà, quando leggerete la Bibbia tutta, vedrete che sono individui in carne ed ossa. Così come i cherubini invece sono dei robot. Giacobbe, al vedere i Malachim, esclamò: ma questo è l'accampamento degli Elohim, perché Elohim è plurale, questo è l'accampamento degli Elohim, e chiamò quel luogo Mahanaim. Nei libri che hanno le note troverete scritto che Mahanaim è un duale che significa 2 accampamenti, ed è per questo che ha chiamato quel luogo Mahanaim, perché lui lì ha visto 2 accampamenti.
E uno dei più importanti esegeti ebrei della storia della cultura ebraica, che è Rashid Tuai, lui dice chiaramente che lì Giacobbe ha visto gli accampamenti delle due schiere che dalle due parti tutelavano un confine. Allora la Bibbia dice che Dio aveva degli accampamenti, ma ne aveva due, quindi si vede che aveva due tende canadesi, in una dormiva una notte e l'altra dormiva nell'altra. Ma lo dice la Bibbia che avete in casa, non le traduzioni di Biglino. Vide gli accampamenti degli Elohim e se ne va. Io ho fatto 15 mesi di naia negli Alpini, in una, si chiamano insomma le compagnie d'assalto della NATO. Questa roba qui l'ho vista, siccome eravamo sempre in giro, l'ho vista un sacco di volte. Sapete, quando c'è un accampamento di militari arrivano dei civili, come si vuole chiamare i militari civili, e le sentinelle vanno incontro e dicono: quella roba lì non c'è da inventare niente, io l'ho vista decine di volte quella roba lì. Prego. Volevo chiederti questo, dato che tu hai 10 km di distanza in linea d'aria, c'è una famosa colonia fenicia che si chiama Tarsos, Che gli amici mi hanno portato a visitare. Più forte perché non sento. Sì, lei pensa che anche noi qua in Sardegna abbiamo avuto il nostro Elohim, perché i felici adoravano El, Baal e... La storia della Sardegna va riscritta tutta. Non è che lo dico perché sono qui, lo dico con chiunque le parti. Scusa Mauro, basta dire il venerdì sera su Videolina 40° parallelo. Stanno dicendo certe cose sulla Sardegna, una storia incredibile. 40° parallelo. Se leggiamo bene ciò che dice Platone quando parla di Atlantide, direi che la collocazione più immediata che viene fuori è proprio la Sardegna. Ma bisogna leggere bene tutto ciò che dice Platone nel Crizio e nel Timeo, perché viene raccontata solo una parte. Per esempio tutti dimenticano che, cioè qui stiamo andando oltre, non lo so, vado avanti? Platone dice che a un certo punto gli Atlantidei hanno cercato, cioè i sacerdoti egizi della città di Sais dicono a Solone, e poi da Solone arriva a Platone, questo racconto. Si parla di Atlantide, eccetera, e dicono che ad un certo punto gli abitanti di Atlantide hanno cercato di conquistare militarmente il Mediterraneo orientale e sono stati fermati dagli ateniesi. Ora, e dopo c'è stato quel evento catastrofico che ha sommerso Atlantide. Quindi vuol dire che prima, secondo Platone, secondo i sacerdoti di Sais, prima di quell'evento catastrofico c'è stata una importante battaglia, guerra, tra gli Atlantidei e gli ateniesi. Ora, assieme a tutta una serie di altri aspetti che sono stati tra l'altro analizzati da un giornalista di Repubblica che aveva scritto un libro, prego? Lui? Esatto. Farebbero proprio collocare Atlantide con tutta la sua civiltà in Sardegna. E secondo me, leggendo Platone, è la più probabile. Ovviamente non ho le prove. Ok? Perché altrimenti nessuno spiegherebbe questa battaglia navale all'interno del Mediterraneo, cosa ne fregava quelli là se erano a metà dell'Atlantico di andare a... Gliene leggo un'altra, va? Posso fare una domanda? Sì, un attimo solo che così chiudo. Dunque, dov'è? La tribù di Dan. Qui dovrei raccontarvi, vabbè, non so se poi abbiamo tempo ve lo racconto. Comunque, la tribù di Dan, quindi i Danaoi, quindi i Daniti, quindi forse gli Shar Dana. Nel capitolo 5 del libro dei Giudici c'è il famoso cantico, si chiama Cantico di Debora.
che è una delle parti della Bibbia di cui si hanno i documenti più antichi, anzi forse questo pezzo qui dovrebbe essere forse il più antico che si possiede, forse, sono sicurissimo, quindi... Comunque, se non è il più antico è tra i più antichi, che poi sicuramente ci sarà uno che mi dirà no, perché c'è un pezzettino, vabbè. Allora, uno dei più antichi. Qui Deborah dice che siccome stanno per combattere in Israele, insomma nei territori di Canaan, una delle tante guerre di conquista dei territori, e si lamenta perché alcune tribù non partecipano. E quelli noi sappiamo che sono tribù di allevatori, no? Nomadi, seminomadi, eccetera, eccetera, eccetera. E lei dice, Galad si riposa al di là del Giordano. E Dan, perché se ne sta sulle sue navi? Ma da quando in qua le tribù di Israele avevano delle navi? Ma è qui, La tribù di Dan aveva le navi e stava sulle navi. Siamo sicuri che tutta la storia che ci viene raccontata delle 12 tribù, figli di sia vera? No, non siamo sicuri. Magari hanno messo assieme varie storie, ma qui si dice che Dan, cioè i Danaoi, quelli che hanno fondato la civiltà di Micene, perché Omero li chiama così, i Danaoi, i Daniti, avevano le navi e stavano sulle navi. Va tutta riscritta la storia, va tutta riscritta, perché quella che ci hanno raccontato non è vera, non è vera. Allora, dicevo che la Bibbia ci parla appunto di quelli là, degli Elohim, ci parla di Yahweh e ci dà pure dei nomi degli Elohim. Sentite questa che bella. In una delle tante battaglie, facciamo così si capisce bene. La Bibbia ci parla, dopo la vicenda di Noè, in sostanza dei semiti, cioè dei discendenti di Sem, uno dei 3 figli. Sem, figlie, finché si arriva a uno che si chiama Ever, da cui derivano gli Ivrim, cioè formalmente gli ebrei, cioè gli ebrei sono tutti discendenti di Ever. Ever, figlie, finché si arriva a uno che si chiama Terach, e ha un figlio che si chiama Abramo, uno che si chiama Nacor e uno che si chiama Aran. E poi di qui in giù c'è quella che conosciamo tutti, no? Isacco, ok? Giacobbe. Io non mi ricordo più che cos'è che... Ah sì, oltre a Seneca ricordatevi il parto gemellare. Allora, Isacco, Giacobbe, che poi assume il nome di Israele. Giacobbe ha un gemello che si chiama Esau. Da Nacor discende Labano, da Aran discende Lot. Poi se abbiamo tempo parliamo della cosa interessantissima di Sodoma e Gomorra. Da Lot discendono Moabiti, Ammoniti, da Esau discendono Amalekiti, trovate tutto nella Bibbia, Edomiti, da Abramo discendono i Madianiti direttamente. Quando voi leggerete la Bibbia, vedrete che gli ordini di sterminio sono tutti contro questi popoli qui. Sterminateli tutti. Questi qui. Cioè cugini, zie, nipoti. La Bibbia non è un racconto di guerre fatte da Israele contro Egitto, Assiria, Babilonia. Yahweh non poteva neanche immaginarsi di combattere quelle guerre lì, talmente era piccolo e insignificante. Lui combatteva in famiglia per strapparsi i prati e le montagne a vicenda, perché tutta quella famiglia, la famiglia di Terah, gravitava su quel territorio e cercavano di strapparsi i pezzi a vicenda. Per cui i discendenti di Esau, fratello gemello di Giacobbe, come gli Amalekiti, andavano sterminati. Cioè i discendenti del fratello gemello di Giacobbe, perché il suo amore è eterno. Leggetela la Bibbia. Queste robe qui non sono interpretazioni, è quello che c'è scritto. Sterminateli tutti. Se leggete, qui c'è un pochettino di più,
le antichità giudaiche di Giuseppe Flavio, parlando per esempio degli Amalechiti, siamo al tempo del re Saul ha l'ordine di sterminarli tutti. Lui li stermina tutti e quindi in quanto tale è uomo buono e giusto, ovvio no? E se si compie un genocidio si è uomini buoni e giusti, salvo il fatto che decide di lasciare in vita il re degli Amalechiti. E lo lascia in vita, ce lo racconta bene Giuseppe Flavio, perché era un maschio bello. E per questo interviene Yahweh e gli dice: tu non hai ucciso quel re e io ti tolgo il regno. Cioè viene punito perché ha lasciato in vita una persona. Se avesse sterminato anche lui sarebbe stato un uomo buono e giusto perfetto. Questo ci racconta la storia biblica. E questi erano discendenti del fratello gemello. Buon sangue. Tra l'altro, vediamo subito questa roba qui. La storia del piatto di lenticchie la conosciamo tutti, no? Ce l'ha raccontato dal catechismo. Cioè Esaù nasce per primo, Giacobbe nasce per secondo, poi Giacobbe attraverso un sotterfugio frega la primogenitura a Esaù. E Dio sta sempre dalla parte dei più furbi, non da chi ha i diritti. Il Dio della Bibbia sta sempre dalla parte dei più furbi, dei più astuti, di quelli che anche con l'inganno riescono a vincere. Quindi questo è l'insegnamento biblico, attenzione. Gli frega la primogenitura. Però Yahweh dice sempre: Giacobbe è il mio primogenito. E questo parto gemellare avviene, come altri parti precedenti, e poi vediamo quello di Gesù, dopo che degli Elohim hanno visitato una femmina degli Adam. In questo caso hanno visitato la madre di quella che saranno poi Giacobbe ed Esaù. Così come Isacco nasce dopo che gli Elohim hanno visitato la moglie di Abramo. Cioè loro visitano e quelle rimangono incinte. E là c'è il medico. È vero che in un parto gemellare chi nasce per secondo in genere è stato concepito per primo perché si attacca più alto nell'utero? È vero? Giacobbe era il vero primogenito, perché era più alto nell'utero ed è uscito per secondo. E Yahweh lo sapeva. E dice: Giacobbe è il mio primogenito, dopo che lui ha visitato la madre. Quindi non c'è stato il furto della primogenitura. La primogenitura è andata a Giacobbe perché lui era veramente il primo concepito. Vero? Bello avere queste conferme in diretta da lì. C'è il rischio, perché se mi diceva di no qualche faceva una figuraccia. Vabbè, ma sono disposto a rischiare. La cosa bella è che il padre dà la benedizione a Giacobbe. Poi arriva Esaù a richiedere, perché dice: ma io sono quello che è nato per primo. E gli dice: padre, ma non hai tenuto un po' di benedizione per me? Cioè voi andate alla fine di una messa e dite: padre, mi dà la benedizione? E lui dice: l'ho data tutta ai fedeli, non ne ho più. È scritto così nella Bibbia, Il padre dice: non ne ho più, l'ho data tutta a lui, perché la benedizione biblica non ha niente a che vedere con questa roba qui è tutta invenzione successiva. La benedizione era il dare i beni materiali. Benedire un esercito significava dotarlo degli strumenti materiali per essere superiore ad un altro esercito. Non andate che io vi do la mia benedizione, dicevano: tientela quella lì, sappiamo cosa farcene. Voleva dire dotarli di armi superiori a quelle degli altri. Benedire un gregge o benedire un pastore significava dargli la possibilità di avere accesso a delle sorgenti d'acqua, non dire: vai che ti benedico, no? Col cavolo. Tant'è che Esaù gli dice: ma non ne hai più neanche un pezzettino? Andate a leggerlo. E lui dice: no, non ne ho più. Ma perché? Perché siccome questa era la legge precisa, i beni dovevano rimanere indivisi, andavano tutti al primogenito. Quindi dati tutti a lui, per gli altri non ce n'era più. Ed è normale. Siamo noi che ci stupiamo se pensiamo all'invenzione teologica della benedizione di Ismaele.
Com'è possibile che una benedizione finisca? No, le benedizioni bibliche finivano e come? Non ne ho più, l'ho data tutte a lui. È il primogenito, quindi fino all'ultima pecora aspetta a lui. A te niente. Prego. In ebraico la parola benedizione Berakah. corrisponde in realtà a un... No, significa proprio dare un qualcosa di concreto. Sì. Poi dopo è diventata quella che è. Capite? Allora, questi qui combattevano sempre contro quelli lì. Tutta la Bibbia è il racconto delle lotte tra questi. In una delle battaglie, mentre questi qui combattevano contro questi, sentite cosa dice il capo di Israele, delle forze armate di Israele, che parla col capo delle forze armate di questi, cioè con il re di questi qui. Lo dico perché alla Bibbia, Giudici 11:24, siamo sempre nella Bibbia di famiglia cristiana. Le terre di cui il tuo Elohim Kamosh ti ha fatto entrare in possesso, tu te le tieni, così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, l'Elohim nostro, ci ha fatto possedere. Cioè tra il mio Elohim e il tuo non c'è nessuna differenza. Il tuo Elohim ti ha dato quelle terre e tu te le tieni, il mio mi ha dato queste, io me le tengo, punto. È qui, è qui. Ma si può essere più chiari di così? Buonasera. Si può essere più chiari di così? È per nascondere queste cose qui che bisogna partire con le interpretazioni, perché non c'è bisogno di interpretare. Vi ho detto prima che a voler essere buoni si scende fino a 20, ma essere buoni, e nel libro ovviamente trovate tutto. Ma degli altri abbiamo pure i nomi. Quello che si occupava di questi qui si chiamava Kamosh, perché qui hanno fatto un'inversione, perché in tutto il resto della Bibbia Kamosh è quello dei Moabiti e Milcom è quello degli Ammoniti. Poi ce n'era un altro che si chiamava Kosh, era Dagon, e sono nominati nella Bibbia e si dice dove governavano. Tant'è che in Deuteronomio 32, 8, poi torniamo qui un attimo per una cosa curiosa sui diavoletti. Si dice: quando Elion, qui è altissimo ovviamente, però io la leggo in quel modo rispettoso lì, quando Elion distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo fissò i confini dei popoli, secondo il numero dei figli di Israele. Nei testi più antichi, e qui vediamo una conferma a quello che mi chiedeva prima la signora, non c'è scritto secondo il numero dei figli di Israele, ma c'è scritto secondo il numero dei figli degli Elohim. Quindi il capo, dopo aver contato i suoi, fa le divisioni e le assegnazioni. Qui i teologi ebrei hanno tolto i figli degli Elohim e ci hanno messo figli di Israele. Ma nei testi di Qumran c'è scritto chiaramente, che sono di secoli più antichi, ha contato i figli degli Elohim e sulla base del numero degli Elohim ha fatto le assegnazioni. Versetto 9. E porzione di Yahweh è il suo popolo. Giacobbe è la parte della sua eredità. Giacobbe, non Abramo, non Terach, non gli ebrei. Giacobbe. A lui è stato assegnato Giacobbe. A questo qui è stato assegnato, questi qui sono stati assegnati a Milcom, questi qui sono stati assegnati a Kamosh. Ogni pezzo della famiglia è stato assegnato ad un Elohim diverso. Tant'è che al versetto 12, sentite che bello, Yahweh da solo guidò Giacobbe, non c'era con lui alcun Elohim straniero. Ma come fa a esserci un Elohim straniero se lui è Dio? Cioè la Bibbia ci dice che lui ha fatto tutto da solo, ha detto benissimo di questi qui mi occupo io, non rompetemi le scatole.